Dopo le piogge consistenti tra la notte e la mattina di martedì è in arrivo un fronte temporalesco sul centro-levante della Liguria, motivo per cui ARPA ha emesso un'allerta gialla per temporali sul centro-levante della Liguria, zone B, C ed E, a partire dalla mezzanotte fino alle 14 di mercoledì. Sul ponente non dovrebbe piovere in modo rilevante, i temporali dovrebbero interessare prima il centro della regione. Fenomeni anche di forte intensità a carattere temporalesco, soprattutto sul genovesato e le aree interne, e poi in spostamento nelle prime ore della mattina di domani sul Levante. Altrove, vista anche la bassa probabilità, si attendono piogge tra deboli e moderate. Ci sarà anche il vento e il mare mosso, ma non dovrebbero esserci criticità. Dal pomeriggio di mercoledì sono attese deboli piogge e schiarite in serata. In realtà, poi per la giornata di giovedì 7 maggio ci si aspetta un flusso umido meridionale nei bassi strati che manterrà comunque un cielo nuvoloso e coperto, soprattutto sul centro ponente dove non si esclude qualche isolato piovasco, soprattutto al mattino. Ma poi diciamo che ci saranno un diradamento di queste nubi e quindi estese velature che saranno più consistenti in serata. Temporali che arrivano dopo una primavera con poche piogge, l'ultima allerta era stata il 13 marzo scorso. Nuovi fenomeni potrebbero interessare la Liguria dalla prossima settimana. Posso anticipare perché come sapete poi in realtà dopo le 72 ore si può parlare solo di fantameteo, ma ci aspettiamo diciamo un fine settimana caratterizzato da passaggi di nubi alte, ma poi ahimè una nuova possibile fase perturbata poi per l'inizio della prossima settimana, ma come insomma ancora presto per essere certi di quello che accadrà lunedì prossimo. Intanto soffermiamoci su questi primi giorni.